Finalmente essa immaginò come sarebbe stata la sorellina già cresciuta e diventata donna. Questi gesti ci raccontano il vero significato di quella prima volta, il 1657, il momento in cui tutta la Sardegna si rivolge ad Efisio perché venga liberata dalla peste. Una vera tradizione, non è la testimonianza di un passato concluso. Non intende se far suo vero, passa solarsi a se anneas e ti fa che giudiche te. Ecco. Perché l'arte abbia un significato concreto nella nostra vita di persone oggi. Già premio Maria Carta e Donna Sarda dell'anno 2020, la cantante e presentatrice televisiva ha aperto Voci di Donna, rassegna musicale che al Teatro Verdi di Sassari porta in vetrina il talento femminile e la ricerca musicale che fa da ponte tra le tradizioni italiane e la musica del mondo. Donatella, una delle prerogative di chi fa arte è quella di ricercare, di sperimentare, di non pensare che non esistano nuove strade. E mi sono chiesta se è tutto lecito nella rilettura della nostra tradizione, fin dove noi ci possiamo spingere. Ti ritrovi in ciò che Pellegrini ha detto di te, e cioè che l'impressione netta davanti a questi dipinti è che siano fatti con le due mani, così come se fossero delle sculture? Un modo diverso di raccontare gli stessi contenuti, perché non abbiamo niente da inventare, anzi abbiamo una grande storia che ci aiuta anche a creare oggi, però stiamo parlando di cultura, della nostra cultura, che per me segna un'andala importante. Invece un po' lo hai perso con l'altra figlia che ora vive lontano, vive a Bristol, però anche con lei avevate degli appuntamenti nel vostro percorso. Una mattina sui monti di Mola c'era un'asina che pascolava. Una mattina sui monti di Mola c'era un giovane che tagliava la legna. Oh, peddo meo, l'occhi mi bruci, peddo meo, carrasciali di baci, peddo meo. Nelle sue mani l'argento si trasforma, lei disegna, dipinge, colora, ricama, incide. Davanti a te ci sono io, dammi forza mio Dio, ho un altro uomo, e adesso perdono, e nuove notti, e nuovi giorni, cara.